Siamo qui in piazza Eleonora d'Arborea, Oristano, davanti a noi abbiamo il segretario generale della Confederazione Sindacale Sarda e vogliamo chiedere a Giacomo Meloni qual è la posizione del sindacato, della Confederazione CSS riguardo alla questione delle entrate e la sovranità della Sardegna. Le entrate sono una nostra conquista. Nel 2007 tutti i sardi con una manifestazione popolare andarono a Roma e ottennero, strappandolo dal governo, la restituzione alla Sardegna di quanto dovuto. È un arretrato questo, ma sono 1.600 milioni di euro. Senza le risorse non è pensabile che la Sardegna possa andare avanti. Noi allo stato attuale siamo con una regione senza i soldi, perché se non entrano questi arretrati delle entrate, se non ci restituiscono i soldi PAS, noi praticamente siamo con una regione che è indebitata fino allo sole e senza risorse non è possibile creare lavoro, non è possibile dare opportunità ai sardi per poter riprendere quel cammino che ormai è segnato. Non ci basta più l'autonomia, bisogna andare dritti all'autodeterminazione e all'indipendenza. Perciò il discorso che si fa sulle accise eccetera è soltanto l'inizio per poter poi avere un'indipendenza non solo finanziaria ma anche politica. Sicuramente da studi dell'Università di Trento è stato dimostrato che se in Sardegna rimanesse tutto il flusso delle tasse, la Sardegna sarebbe pressoché libera da tutte le penserie che si dicono oggi che non ce la faremo. Mancano 1 miliardo di euro e questo miliardo di euro potrebbe essere tranquillamente recuperato facendo pagare in Sardegna, a iniziare dalla Saranno per esempio, tutte quante le tasse che devono essere pagate qui in Sardegna, perché il principio è questo: dove si consuma bisogna avere anche la possibilità e la sovranità di mettere. Dove si produce soprattutto? Dove si produce? Esatto. Si paga altrove. Questo è un esempio, la Saranno, ma tantissime imprese sarde non restituiscono quello che effettivamente dovrebbe avere la Sardegna. La Sardegna da questo punto di vista, con tutte le tasse, avrebbe ampia autonomia. Grazie Giacomo.